Tal fratim Giude al venia conosce il nome dei Romans, che erano un'evore forza e ordavano una man a quei che si mettevano con loro e che accordavano amicizie a tutti quei che ordomandavano e che erano forza e potenza. E contare dei loro guerri e dei atti di valore che avevano fatto fra mezzo dei Galaziani, dicemmo che avevano vinciuto e sottoponuto alle tassis. Aveva anche saputo ciò che avevano fatto via per Spagna per chiappare le miniere di auro e di arin che sono ventilati. E c'è molto che avevano sottomesso tutta la regione con sentimento e senza mai mollare, sebbene il territorio era un'evore lontano di loro che avevano vinciuto, i resti che erano venuti contro di loro dagli ultimi confini del mondo. E avevano battuto e avevano mollato scopoli tremendi a che altri resti pagavano la tassa a loro ogni anno. Aveva un po' battuto in guerra e sottomesso Filippo e Perseo, re dei Chittim, e che si erano rivoltati contro di loro. Al venire a sapere che Antioco il Grande, re di Asia, agli era lata combatti contro di loro, con 120 elefanti, e con cavallerie, e con chars, e con un esercito di non rivananti a contarlo, e che gli era stato battuto di loro. Che lo aveva inchiappato vivo e che avevano imponuto di pagare a lui e che da or di lui una tassa spropositata di consegnare ostaggios e di mollare territori. La regione delle Indie, la Medie, la Lidia, dei miors che avevano e che, dopo di veius ciolti a lui, gli avevano dati a re e umene. I contari anche dicemut che i Grecs avevano deciduto di frontaio e di frucciaio, ma che loro erano venuti a sapere che avevano mandato contro di loro come un generale, si erano affrontati e erano morti un stradio. I Romani avevano menato via in prigionia le loro femmine e i loro frutti e avevano raffato la loro roba, e avevano inchiappato il territorio e avevano sdrumato le loro fortecci e avevano ridotto sottans fino aue. Che gli altri reams e le isole e tutti che per combinazione si erano messi contro di loro, gli avevano fruciati e gli avevano fatto sottans. Quei loro amici invece e che si poggiavano su loro erano restati in buinis. Avevano fatto sottans i re sconfinanti e che i lontani che sentivano il loro nome erano chiamati di pure. Che loro volevano dare una mano e fai regnare a regnin. Che loro vogliono io buttino io con tanto che sono diventati forti. Con tutti questi lusori, nessuno di loro non si è mai messo sul ciaffo una corona e neanche non si vestì di purpure per segno di grandezza. E hanno immaneato un consiglio e ogni dì 320 consiglieri si questionano a fondo su tutto ciò che giove al popolo per il suo bene. E danno il comando il governo di tutte le loro terre a un di loro per un anno e tutti stanno sottoponuti a quel. Non deve fra di loro né invidia né gelosia. Allora Giuda si scelse Eupolem, figlio di Zoan, figlio di Acos, e Jason, figlio di Eleazar, e io mandare a fare amicizie e alleanze con loro, per liberarsi dagli Ov, perché che vedevo che il reame dei Greci saliera risoluto a ridurre Israele in sottananze. All'era in finta Roma con un viaggio lungo e entrare in tal senato e fevelare in così. Giude, che si dice anche Maccabeo, i sei fradis, e il popolo dei giudeos non sono mandati di Waltris per fare alleanze e amicizie con Waltris, e per essi segnati anche Waltris alleati e amici. Il discorso plasea che erano lì. Questa è la coppia da lettere che le faserino incidi su un lastris di bronzo e le mandarono a Gerusalemme perché restasse come documento di pace e di alleanze per i giudeos. Ai Romani e al popolo dei giudeos, per mar, per terra, ogni ben per sempre, la spada dei nemici che sta lontane di loro. Se faranno guerra per prince ai Romani o a qualunque dei loro alleati in tutti i loro domini, il popolo del giudeo si combatterà a fianco di loro, con tutte scletezze,
e secondo che le circostanze si permetteranno. Non daranno ai nemici e non fornissaranno né forment, né armi, né navi, come che ha deciduto Rome, ma rispetteranno i loro impegni senza pretendere nulla. Compagni si capiterà per primo una guerra al popolo dei Giudei. I romani si combatteranno a fianco di loro con tutte schlettezze e secondo che le circostanze si permetteranno. Ai nemici non fornissaranno né forment, né armi, né beni, né navi, come che ha deciduto Rome, e rispetteranno questi impegni senza imbrogli di sorte. Da ora di questi regoli, i romani si hanno fatto un patto col popolo dei Giudei. Se poi dopo, tanti che altri se voleranno zontare o tirare via al farà tutti due d'accordo e ciò che verranno zontate e tirato via sarà obbligatorio. Riguardo ai dams che Re Demetri sta facendo, viene scritto: perché c'alzi studiò sui Giudei che sono nostri amici e alleati, se si appelleranno anche mo contro di te o difenderanno i loro diritti e ti faranno guerra per mare e per terra.